State attenti perché il pasticcio è di quelli complicati. Nel Bassanese c'è un comune che va al voto nel quale il vice sindaco si dimette per correre contro il candidato espresso dall'attuale sindaco. E non è tutto, perché fanno parte tutti quanti della stessa coalizione che governa a Venezia e pure a Roma. Per non parlare del fatto che la sezione locale del partito del primo cittadino annuncia di supportare il vice dimissionario, mentre la segreteria regionale nega il simbolo e quindi l'appoggio. Tutto chiaro? Anche no, direte voi, ma ve l'avevamo detto che era un bel pasticcio. Anzi, un pasticciaccio in salsa rossanese, dove il sindaco uscente è Morena Martini, il candidato dell'amministrazione è Marco Zonta, il vice dimissionario è Davide Berton e il partito che a Rossano appoggia quest'ultimo, ma che non concede il simbolo su disposizione del commissario regionale, è la Lega. Fin qui i nomi, ma le date forse sono ancora più importanti, già perché la notizia delle dimissioni da vice sindaco e della contestuale candidatura di Berton è arrivata giovedì nel tardo pomeriggio, come pure l'appoggio da parte della Lega rossanese, mentre il Niet della Lega Veneta porta addirittura la data del giorno prima. Pare che in questa faccenda comunque le sorprese non finiscano qui. Sentite cosa dice il sindaco delle modalità con cui le è stato comunicato l'addio del vice. L'ho appreso e a me la domanda che mi faccio, ma che soprattutto faccio ai telespettatori e alle telespettatrici è come giudicate una persona, un vice sindaco che ha sempre votato a favore in giunta, ha sempre votato a favore in consiglio comunale, con il quale non c'è stata mai una discussione, ha approvato tutto quello che abbiamo portato avanti e che a un mese dalle elezioni decide di andare con l'opposizione, col capo dell'opposizione. Io una definizione ce l'ho ben chiara, sarà lui che dovrà giustificare alle persone il perché. Poche e concise parole per definire il comportamento del suo ormai ex vice sindaco. È un tradimento che secondo me la lista che io rappresento non meritava. Ci si chiede come mai la Lega abbia negato il simbolo praticamente già concesso dalla sezione locale. La Lega regionale e quindi la parte della struttura leghista che decide non dà il simbolo alla lista Berton, okay? Non dà il simbolo alla sezione Lega di Rossano Veneto. Che loro ne dicano, io sono rimasta molto stupita del loro comunicato stampa che va contro le decisioni che già sapevano della Lega regionale. Ve l'avevamo detto che era un pasticcio e manca più di un mese alle elezioni. Fate voi.